Non si placano le scaramucce tra Crocetta e il Partito Democratico. Lo stato dell'arte della contesa. Le interviste alla videogiornale a Raciti e Panepinto. Dario Piparo. La tregua è giunta, ma le tempistiche sono state indicative. I fuochi tra Crocetta e la frangia cooperliana del PD siciliano si sono interrotti, guarda caso, durante la campagna elettorale. No, ovviamente non è un caso, il traffico mediatico si è interrotto, ma il rapporto tutto sembra tranne che sanato. I vertici hanno fatto capolino a Roma, al Nazareno, dove si è tentato di fare chiarezza in merito alla situazione. Secondo Rosario Crocetta è stato un incontro proficuo, ribadendo una posizione. Il PD non mi detti agende, io non detto agende al PD. Il governatore siciliano è un cavallo sciolto e lo conferma quando afferma di essere al di fuori delle correnti, una tigre che sa difendersi. Sul PD è critico, questo partito, dice, non ha mai deciso sulle correnti. Se fosse stato per le loro indecisioni non avrei dovuto nemmeno fare un governo. Insomma, l'incontro del Nazareno sarà anche stato proficuo, ma sicuramente non risolutivo, e lo confermano gli interventi che stiamo per mostrarvi. Ad Agrigento ospite di Rifare l'Italia Fausto Raciti, segretario regionale del PD. Adesso insomma può iniziare una nuova fase di congiunzione con il presidente Crocetta o è ancora difficile? Ma questo dipenderà dal confronto che avremo. Ieri abbiamo svolto una riunione a Roma con la segreteria nazionale del PD nella quale abbiamo sancito che ricomincia il confronto tra il Partito Democratico regionale e il Presidente della Regione. Come questo confronto andrà si vedrà sulle questioni di merito. È chiaro che noi intendiamo cambiare un modello di governo che fino a questo momento ha causato divisioni e ha bisogno di una marcia diversa per affrontare l'emergenza finanziaria e le questioni irrisolte che questa regione ha davanti. Se la linea di Crocetta dovesse persistere, lei crede che concretamente si possa arrivare a un'interruzione anticipata della legislatura? Ma quello che succederà io non lo so. Io spero che questo confronto possa portare davvero ad un punto di svolta. Il PD è e resta in questo momento un partito su una posizione diversa, un partito che non si riconosce nell'attuale governo della regione. Io spero che questo confronto possa portare a un cambio di passo per il PD e per il Presidente della regione. Quello che succederà altrimenti si vedrà. Lo scenario che ci preoccupa di più è quello in cui questa esperienza di governo si sciolga come una candela e lasci poco. Quindi la priorità comunque è mantenere questo governo, insomma, in forme diverse, ma mantenere la guida della regione. La priorità è cambiare passo, fare le cose utili che servono in questo momento alla regione. Se questa priorità troverà riscontro andremo avanti con grande piacere, se non lo troverà ne tireremo tutte le conseguenze. Il problema non è cambiare gli assessori, il problema reale è che ci deve essere una delegazione del PD e non la delegazione di tanti del PD e al tempo stesso incominciare a lavorare oltre alle emergenze che ha dovuto affrontare il Presidente Crocetta, e sono tante oggettivamente, tra cui quella finanziaria, quella che riguarda categorie che hanno bisogno di risorse. Ecco, provando anche ad analizzare questi 2 anni della psicologia politica anche di Crocetta, lei crede che sia possibile che si allinei a un piano unitario? Il problema non è di psicologia sociale, io solo penso come lei, ho sostenuto in tante riunioni del gruppo parlamentare e della mia corrente politica che Crocetta non è una persona a cui voglio bene, ma non rientra nei canoni normali della politica, per cui però c'è un problema, voglio dire, noi credo che Crocetta abbia l'intelligenza e poi un'esperienza di governo della sua gela, così come di deputato europeo, per capire che alcune, diciamo, esternalizzazioni, alcuni atteggiamenti vanno bene, ma lui è così intelligente da capire che è arrivato il tempo di immaginare un governo vero, che sia il governo del Presidente, ma che si rapporti con le esigenze non del PD, ma di tutta la Sicilia. Insomma, la linea sembra chiara. Qualcuno dovrà abbassare la testa, altrimenti non si va da nessuna parte. O meglio, si potrebbe andare a casa, anche se l'ipotesi appare altamente improbabile. Crocetta è il primo presidente della storia del centro-sinistra eletto direttamente dal popolo e l'onda vincente di questo momento per i democratici sarebbe pericolosa da spezzare. Intanto bisogna far fronte alle emergenze, bisogna votare la finanziaria bis. Chiudiamo con la finanziaria bis. Ecco, abbiamo avuto il rattoppo della mini manovra. Adesso a questo punto quanto
su per giù di tempistiche possiamo parlare? Serve quella organicità che dicevo prima, perché se non troviamo le risorse per garantire per intero il livello occupazionale forestale, li possiamo trovare sul PSR, ma vanno discussi, vanno immaginati, vanno pensati prima. Sarà una manovra difficile, ma che dobbiamo fare, perché è chiaro che non possiamo lasciare disoccupati e soprattutto senza garanzie persone, diciamo, di quel settore molto fragile, che per esempio sto pensando agli enti locali, penso ai comuni, penso ai servizi sociali, penso all'azienda foreste. Insomma, non sarà facile, ma una soluzione la bisogna trovare.